Siamo arrivati in stagione turistica che è appena iniziata. La cosa è gravissima perché si rischiano incidenti anche gravi ogni giorno. È l'ennesimo allarme sulla situazione del traffico acqueo relativo moto ondoso nei canali di Venezia. Sotto i riflettori e non da oggi l'eccesso di imbarcazioni a motore non solo che percorrono a tutte le ore il Canal Grande, in particolare il tratto di Rialto, lenti di ingrandimento anche per il traffico nei Novo, dei Greci, da Noale e Canareggio. Conducenti e CTV di taxi e motoscafi non ci stanno e con i comitati lanciano il guanto di sfida. In questi giorni stiamo preparando un'ulteriore lettera per il sindaco, per la Capitaneria di Porto e la invieremo anche al magistrato dicendo proprio che la situazione è tragica. Non so cosa succederà, ma noi ci stiamo già preparando per fare un esposto alla magistratura. E puntano il dito verso le passate e l'attuale amministrazione comunale re e dicono di non aver saputo gestire il problema. Chiamata in causa, l'amministrazione appronta la replica. Noi stiamo studiando un provvedimento importante che riguarda il traffico acqueo, che cerca di portare ordine, certamente partendo da quel punto nero che è stato l'incidente mortale gravissimo lì a Rialto. Un progetto che dovrà intanto bypassare i famosi 26 punti del raggiunto Orsoni del suo assessore Ugo Bergamo, ritenuti inapplicabili. Quando tu risolvi un problema con 26 temi è come evidentemente non risolverlo. Su questo il sindaco sta lavorando da mesi per trovare una soluzione che sia però di impatto e di sostanza per la città, perché voglio sempre ricordare che è anche uno dei temi che ha evidenziato l'UNESCO. La soluzione potrebbe venire dalla tecnologia con i nuovi motori elettrici che abbattono nettamente il moto ondoso, ma rimane comunque la necessità di capire chi e quanti mezzi potranno circolare. Da prendere in mano anche la questione gondole, in particolare a San Zaccaria, troppe con lunghe carovane rischiano di rendere pericolosa la manovra dei mezzi pubblici.